Buonasera a tutti e bentrovati, ben collegati. Sono dal mio ufficio qui a Montecitorio. Oggi è stata un'altra giornata davvero impegnativa. Impegnativa perché, come voi tutti potete immaginare, abbiamo votato tutto il pomeriggio e riprenderemo aula alle 22, quindi a brevissimo ritorneremo in aula a votare. Che ne dica qualcuno che il Parlamento non è attivo, noi siamo attivi a tutte le ore, compreso di notte, perché il Parlamento non si ferma, a maggior ragione in un momento in cui c'è una crisi gravissima come quella del coronavirus. Il Parlamento non può interrompere la sua azione, non può fermarsi, e noi siamo qui a dimostrazione del fatto che rispetto a quello che dicono dalle opposizioni il Parlamento non si ferma e anzi lavora anche in notturna. Oggi sono usciti i nuovi dati del Covid e penso sia doveroso fare un passaggio, perché io avevo sempre detto nella fase diciamo antecedente alle aperture che le aperture erano subordinate al fatto, cioè che si poteva iniziare a pensare a nuove aperture a patto che chiaramente non ci fossero poi incrementi dei casi. Purtroppo oggi ho appreso che almeno nella mia città c'è stato un piccolo aumento, perché purtroppo questo ce lo dobbiamo dire, ancora troppa gente è per strada senza una giusta motivazione, ancora troppa gente è appunto in contatto con tante altre persone e questo impedisce al virus di scendere. Dobbiamo essere un po' più attenti in questo. Io spero che voi stiate bene, ogni giorno ricevo centinaia di vostri messaggi, cerco di rispondere a tutti nei limiti del possibile, spero che stiate tutti bene. Oggi è successa una cosa che non ha secondo me precedenti in termini di gravità. Mi è arrivata questa lettera, guardate, è intestata da parte dell'Associazione degli ex parlamentari, indirizzata a nome mio qui alla Camera. Questa busta contiene una diffida. Per chi non sapesse che cos'è una diffida è un atto giudiziario dove si richiede di non compiere una determinata scelta, ovvero, nel caso specifico degli ex parlamentari, di ricalcolare, quindi di ripristinare i vitalizi. Ora, come sapete, io ricordo, è una data storica perché ero in ufficio di presidenza quel giorno, lo ricordo benissimo, era il 12 luglio, un giorno che non dimenticherò mai probabilmente nella mia vita, quando abbiamo votato una delibera importantissima perché dava finalmente il via all'abolizione di un privilegio, all'abolizione dei vitalizi, rendendo anche i parlamentari allo stesso livello di tutti i cittadini, ovvero con un sistema pensionistico. Oggi arriva questo documento degli ex parlamentari dove si richiede a noi dell'ufficio di presidenza di rimettere mano alla delibera che aveva finalmente abolito un odioso privilegio come quello dei vitalizi. Parliamo di 2600 ex parlamentari che percepivano circa 56 milioni di euro l'anno soltanto come vitalizi. Rendetevi conto delle cifre di cui stiamo parlando, perché qui c'è gente che lavora 40 anni e non riesce ad andare in pensione, se va in pensione va con una pensione minima, molto spesso inadatta a sopravvivere, tant'è che noi abbiamo fatto una pensione di cittadinanza. Quando poi abbiamo ex parlamentari, gente che casomai con un giorno in Parlamento ha preso un vitalizio di migliaia di euro e che ancora oggi lo vuole prendere, tant'è che ci diffida dall'andare avanti. Ed è bellissimo, fa quasi sorridere, se non fosse ai limiti dell'assurdo, che questa documentazione che ci viene legata, sono tantissime pagine in cui ci si diffida dall'andare avanti e ci si richiede addirittura di tornare sui nostri passi e di rendere inoperativa praticamente la delibera. Cioè stiamo arrivando a un punto assurdo se pensate che tutto questo si sta verificando in un momento come quello del Covid, cioè un momento in cui c'è gente che non riesce a mettere un piatto a tavola, c'è gente che ha difficoltà ad andare avanti perché ha perso il lavoro, c'è gente che non ha gli strumenti per riuscire a sopravvivere e io qui ho una diffida, guardatela perché è pazzesco, è veramente un elemento pazzesco,
di diverse pagine di ex parlamentari che non vogliono che venga abolito il vitalizio. Ma cioè, ci stiamo rendendo conto dell'assurdità delle questioni o pensiamo che questo sia un atto normale? Cioè io veramente non mi capacito di questo elemento. Considerate, giusto per dare un po' di dati e un po' di informazioni, perché io penso che alcune cose sia anche giusto che tutti le sappiano nella maniera corretta. Qui stiamo parlando di 2600 ex parlamentari che hanno percepito solo nel 2017 la spesa degli ex parlamentari è stata di 206 milioni di euro. Cioè rendiamoci conto quando parliamo di queste cifre, perché uno può dire vabbè, è poca roba. No, non è poca roba se considerate di quanto stiamo parlando, cioè sono delle cifre pazzesche, ok? Con un risparmio che noi abbiamo ottenuto semplicemente facendo una cosa, cioè dicendo caro parlamentare, tu hai lavorato, hai prestato degli anni come parlamentare, hai giustamente diritto ad avere una pensione come tutti i cittadini italiani, identica a quella degli altri cittadini italiani, quindi noi ti aboliamo il vitalizio e ti riconosciamo una pensione in maniera congrua a quello che è stato il tuo lavoro all'interno della Camera dei Deputati, né più né meno come il trattamento che abbiamo oggi. I deputati oggi non hanno più il vitalizio, hanno un sistema pensionistico e un pensionistico contributivo come tutti i cittadini normali. Che cosa succede con questa nostra delibera? Che riusciamo a risparmiare 56 milioni. Ora vi renderete conto che 5 per 5 fa 25, 6 per 5 sono altri 30, sono 280 milioni di euro a legislatura che sono risparmiati con questo lavoro. E il 2 aprile, che è un'altra data molto importante dopo quella del 12 luglio, quando abbiamo abolito i vitalizi alla Camera, il 2 aprile vengono aboliti anche i vitalizi agli ex consiglieri regionali. Sono 3.300 gli ex consiglieri regionali percettori di vitalizio. In tutta risposta, perché questo poi è l'elemento della inaudita gravità di questa fase, arriva questa, una diffida. Cioè voi vi rendete conto? Noi facciamo una cosa giusta nei confronti dei cittadini italiani, un atto dovuto, dove finalmente ripristiniamo un equilibrio, una giustizia nei confronti di un vitalizio che non è assolutamente nulla, non si può paragonare a niente, non è una pensione, è assolutamente e semplicemente un guadagno improprio, e nel momento in cui finalmente si ripristina un momento di giustizia, a me queste cose fanno particolarmente rabbia, permettetemi, però quando io so che c'è gente che perde il lavoro, ci sono tantissimi di voi che mi hanno scritto a cui non è arrivata in tempo la cassa integrazione perché le regioni non forniscono i dati allo Stato e quindi l'INPS non è in grado di pagare in tempo le casse integrazioni. Quando ricevo email di persone che non hanno come lavorare e quindi non possono mettere il piatto a tavola ai loro figli, quando ci sono situazioni in cui abbiamo difficoltà ad uscire di casa, ad andare al lavoro, anche a pensare alla nostra salute, perché purtroppo molta gente sta morendo non andando in ospedale in un momento come questo, per altre chiaramente situazioni, ma per la paura di contrarre il coronavirus, e arriva questa. Una diffida da gente che percepiva 3.000, 5.000 euro al mese di vitalizio. Cioè, ci stiamo rendendo conto dell'assurdità in cui ci troviamo? Cioè io vi prego, ma ditele queste cose, perché poi sembra che noi siamo qui e non vogliamo lavorare, non vogliamo fare le cose che avevamo promesso in campagna elettorale. Noi le cose che abbiamo detto in campagna elettorale nel 2018 le abbiamo realizzate, sono queste. Ma quando poi ti arrivano queste cose, quando ti arrivano una delibera nella quale una diffida, cioè a tutti noi dell'ufficio di presidenza, è ai limiti del ridicolo. Cioè ci rendiamo conto di queste situazioni? Queste sono situazioni di una gravità pazzesca. Noi finalmente avevamo fatto una cosa storica in questo palazzo, in questo Parlamento. Veramente un qualcosa che non ha precedenti, riuscendo a togliere un privilegio che andava avanti dalla fondazione di questo Parlamento. Questo è uno dei dati più veramente pazzeschi della giornata di oggi, e sono sicuro che anche voi come me siete incazzati neri, e qui penso che ce lo dobbiamo dire, dobbiamo usare anche parole forti quando è il momento che bisogna usarle, perché è veramente assurdo. Cioè io le leggo i messaggi che mi arrivano delle tante persone che sono in difficoltà. Non da ultimo, proprio oggi ho ricevuto 2 email di 2 persone che non sanno più come fare a sopravvivere. Cioè qua stiamo parlando di persone
normali, come possono essere i miei genitori, i miei zii, come tutti voi che mi state seguendo, siete già tanti, vedo Renato, vedo Giuseppina, Rita, Sergio, ma siete veramente in tanti che mi scrivete e mi contattate. Tanti mi hanno mandato email chiedendomi un aiuto, chiedendomi un supporto, un sostegno perché non riescono ad andare avanti, perché i bambini non hanno come sfamarli, non hanno più un lavoro, sono in difficoltà. E niente, cioè, è pazzesco. Gli ex parlamentari che percepiscono comunque una pensione, perché non è che noi abbiamo detto ti togliamo il diritto alla pensione, non è che siamo la Fornero noi abbiamo detto semplicemente ti eliminiamo il vitalizio, che è un assurdo privilegio, perché te lo andiamo a ricalcolare come una pensione, come tutti gli italiani. Io lo ricordo quando la Fornero ha cambiato le regole dei giochi alle persone che dovevano andare in pensione. Mica me lo sono dimenticato come fatto. Allora perché quando cambiamo le regole dei giochi nei confronti dei cittadini italiani questo va bene? Lo possiamo fare? In nome di un risparmio dello Stato si può fare tutto. Quando poi lo facciamo sugli ex deputati, gli ex parlamentari, arrivano le diffide a noi che abbiamo votato e abbiamo preparato la delibera. Cioè, è veramente assurdo. Rendiamoci conto delle assurdità del nostro paese. Io veramente rimango basito di queste cose, sono senza parole, cioè non so più cosa dovremmo andare a dire a queste persone per farglielo capire. E di certo non torniamo indietro. Cioè, oggi non è che questa diffida ci mette paura e ci fa tornare indietro e ci fa annullare quello che abbiamo fatto. È pazzesco. Voglio salutare intanto tutti quelli che stanno scrivendo. Vedo Giovanni, Bruno, Ivo, Alessandro, Nicola, Gerardo, che saluto tutti con grande affetto. Silvio, il salario minimo era un'altra cosa su cui avevamo iniziato a lavorare purtroppo prima del Covid. Questa maledetta pandemia ha cambiato una programmazione nel mondo del lavoro che avevamo cominciato, che era una programmazione che partiva dal reddito di cittadinanza perché si partiva dalle classi che erano più in difficoltà per poi, e questo siamo per fortuna riusciti a farlo proprio tra il Covid, il pre-Covid e il post-Covid, aumentare lo stipendio alle persone, quindi il taglio del cuneo fiscale, che è un'altra cosa importantissima che avevamo detto in campagna elettorale e abbiamo realizzato, di cui nessuno parla, ma che è un altro elemento storico in questo paese. Io non so quante volte ho sentito ex parlamentari venire a raccontare che avrebbero tagliato il cuneo fiscale, nessuno l'ha mai fatto, noi lo abbiamo fatto quest'anno, nonostante una pandemia lo abbiamo portato a casa. Questi sono elementi importanti che nessuno vi racconta, ma che invece sono fondamentali. E in tutto questo, e qui arriva proprio, come dire, il bello e il tragico di questa situazione. Cioè io oggi vado al mio casellario, prendo la mia posta e mi devo trovare le diffide degli ex parlamentari che non va bene, 5.000 euro erano già pochi prima, oggi me ne state dando 1.800, non è giusto, io devo avere di più, perché questo è il punto, cioè noi stiamo parlando di gente che percepiva vitalizi di 5-6 mila euro al mese, cioè cifre e stipendi pazzeschi che in questo paese non esistono, perché noi dobbiamo anche confrontarci con quella che era la realtà del nostro paese. La paga media, il salario minimo che diceva giustamente Silvio, non è neanche lontanamente vicino a queste cifre. Quando con il ricalcolo, e quindi semplicemente il ricalcolo che noi abbiamo applicato, signori, non è una cosa così, come dire, inventata. Si è applicato un sistema che è quello pensionistico contributivo, quello che tutti hanno. Niente di strano, niente di nuovo, niente di diverso. Si è detto, caro ex parlamentare, quanti anni sei stato qui in Parlamento? Quanto hai lavorato per il Parlamento? Quindi quanti contributi hai versato? Bene, hai versato contributi per una pensione di 1.500 euro? Quella devi avere, non un vitalizio di 6.000. Eppure, questi sono, vedete, i momenti più assurdi del nostro sistema parlamentare, nonostante questa sia una cosa secondo me giustissima nei riguardi di tutti i cittadini italiani che queste cifre non le hanno mai viste, mai, neanche lontanamente, neanche col cannocchiale, perché la maggior parte dei lavoratori queste cifre non le vedrà mai in Italia, mai, tantomeno come aspetto di pensione, che è un altro aspetto su cui poi dovremmo aprire tanti e importanti discorsi. Noi facciamo una cosa giusta, una cosa importante, una cosa storica in questo paese,
e gli ex parlamentari ci diffidano, ci mandano una diffida, cioè un atto giudiziario contro di noi, intimidendoci e pensando che noi ci faremo intimorire da queste lettere e privandoci anche di quella che è la libertà di un parlamentare di votare, che è un altro elemento importante. Questo è assurdo come fatto, perché non è il caso specifico, ma essere intimiditi giuridicamente nei propri voti è un elemento gravissimo in questo paese. Io voglio continuare a salutarvi perché vedo che siete in tanti che state scrivendo. Io purtroppo mi arrabbio su questa cosa, non la posso tollerare perché io ricevo ogni giorno centinaia di messaggi di lavoratori, di persone che si spezzano la schiena dalla mattina alla sera e che non sanno come arrivare alla fine del mese, che in questo periodo, perché noi non dobbiamo dimenticarci che cosa sta succedendo in Italia e nel mondo mentre ci vengono mandate le diffide sui vitalizi, non lo dobbiamo dimenticare. In questo periodo c'è gente che non riesce a mangiare, che ha una cassa integrazione minima, c'è gente che ha bisogno di un reddito di emergenza, che io sto dicendo dall'inizio della pandemia, dall'inizio andava fatto, e gli ex parlamentari che prendevano euro, migliaia di euro, 56 milioni l'anno, solo i soldi risparmiati, 206 milioni di spese nel 2017 per vitalizi. Cioè, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, di quanto è grande l'ammontare di questa cifra? Cioè, lo vogliamo proporzionare, ad esempio, a uno stipendio medio e calcolare quanta gente potrebbe lavorare con 200 milioni di euro? Sono migliaia di posti di lavoro. Qua parliamo di 2600 persone, di là ce ne possono andare a lavorare 26.000 di italiani con queste cifre. E questo che è assurdo. E in un momento in cui noi, voi, dobbiamo fare sacrifici, tanta gente non ha un lavoro, tanta gente ha difficoltà a mangiare, a fare la spesa. Io ho aiutato tantissime persone con la spesa sospesa. Tante altre associazioni in realtà lo stanno facendo, loro, perché questo è l'elemento da sottolineare. Loro ci diffidano perché vogliono più soldi, perché 1.800 euro di pensione non gli bastano. Io voglio continuare a salutarvi perché poi mi faccio prendere un po' la mano, perché il tema, capirete, fa arrabbiare. A me fa arrabbiare tantissimo. E quindi poi dimentico che questi sono anche momenti in cui è giusto interagire con voi ed è l'obiettivo poi di questo nostro collegamento. Vedo Michele che mi ha scritto un messaggio, ho seguito ogni giorno le vicende, però poi purtroppo non riesco a leggerlo tutto. Casomai se poi mi scrivi in privato mi fa molto piacere. Giustamente Silvio che racconta che lui ha un contratto part-time, che poi lavora 10 ore al giorno. Questa è un'altra cosa, vedete, assurda, cioè il fatto che molti datori di lavoro purtroppo se ne approfittano, è un'ingiustizia, fanno dei contratti part-time, ti pagano con un contratto part-time e poi ti fanno fare migliaia di ore al giorno di lavoro. Su questo noi abbiamo iniziato una campagna di assunzioni importante per l'ispettorato, perché dovremmo fare molti più controlli nelle aziende per impedire che queste cose si verifichino, perché è assurdo che avvengano ancora oggi queste situazioni. Vedo anche Marianne che scrive, Salvatore, Gerardo che ancora saluto, che è un sacco di tempo che non riusciamo a vederci purtroppo. Io, vedete, cioè mi fa, no Fabio, proprio, guarda, intimorire assolutamente no, puoi stare tranquillo che questa è una cosa che non succederà mai, però io voglio che voi vi rendiate conto di una cosa e che poi la possiate anche raccontare fuori, perché vedete poi è assurdo tutto questo, cioè noi dobbiamo raccontare alle altre persone che cosa è successo oggi rispetto al 12 luglio del 2019, cioè il 12 luglio del 2019 è una data importantissima nel nostro paese, perché aver abolito i vitalizi è un qualcosa di unico, non è una cosa, come dire, così aleatoria, passeggera, è una cosa fondamentale, ma rendiamoci conto anche delle cose. E oggi, cioè a distanza praticamente di meno di un anno, in un momento drammatico, perché tutto quello che noi stiamo affrontando è in un momento drammatico, perché è questo che è ancora più assurdo. Noi qui abbiamo gente che muore per strada, c'è gente che non riesce ad andare avanti,
e quasi fanno le diffide per avere più soldi come ex parlamentari. Ma ci rendiamo conto della situazione? Io vi ho dato anche le cifre. Vi prego, facciamolo sapere a tutti, raccontiamolo a qualche amico. Oggi è vero, è più difficile, non ci riusciamo a incontrare, è una cosa che fa male a tutti noi. Ma facciamo una telefonata, mandiamo un messaggio, facciamo sapere che cosa sta succedendo. Diffondiamolo qui su Facebook, che per fortuna è ancora uno strumento che ci permette di comunicare e di farvi sapere le cose per quelle che sono, senza filtri, senza dover stare a fare una battuta lampo per poi essere tagliati in qualche modo da qualche giornalista di turno. È questo che sono gli elementi che fanno arrabbiare. E noi qui abbiamo tante famiglie, tante, migliaia. Io ne ho aiutate tantissime nella mia città, ma in tutta Italia la situazione purtroppo è drammatica. Nessuno si aspettava un contagio di questo tipo e chiaramente nessuno lo voleva. Ma vi rendete conto? Io non ce la faccio. Cioè, guardate qua, è pazzesco. Guardate, è terribile. Tutti i nomi e cognomi delle persone diffidate. Cioè noi questo stiamo facendo. Questa è l'Italia. Allora è chiaro che noi qua stiamo cercando di rompere e di finalmente cambiare un sistema, ma è assurdo e queste cose le cambiamo solo se abbiamo il vostro supporto. Senza il vostro supporto questi si riprenderanno tutti i loro soldi perché usciti noi torneranno e ripristineranno tutto. Queste sono le cose che dobbiamo raccontare. A me queste cose fanno veramente arrabbiare perché mi rendo conto delle ingiustizie che ci sono in questo sistema. Queste sono ingiustizie folli. Io forse sto anche urlando e penso che tra poco quasi si affaccerà qualcuno nella mia stanza dicendo che succede, ma è veramente grave questo fatto. Vedo anche Nicola che scrive che è vergognoso, e effettivamente lo è. Assunta pure vedo che saluta. Vedi, ecco il caso di Assunta. Scusami Assunta se faccio un attimo un discorso sul tuo caso, no? Tu dici vai avanti con una misera pensione e non ci lamentiamo, poi perdo il resto, ma è più che sufficiente questo per dire che cosa? C'è gente come Assunta, come i miei zii, come erano i miei nonni, che andavano avanti con pensioni minime dopo aver lavorato anni al servizio di questo paese. Ok? Mio nonno ha fatto il partigiano, è andato a rischiare la vita per liberare il nostro paese. Poi ha preso una pensione misera quando dopo la guerra è andato finalmente in pensione. Misera, indegna. E qui c'è gente che prendeva migliaia di euro ogni mese senza neanche che fosse una pensione. Cioè è come se domani mattina, io ho 30 anni, finisco di fare il parlamentare e mi danno 5.000 euro al mese per tutta la vita. Ma vi rendete conto della follia che era questo sistema? Ora che noi abbiamo posto finalmente fine a questa storia, del tutto e non più parzialmente, le diffide. Questo è. E allora a me queste cose fanno arrabbiare e ve le dovevo raccontare. Avrei voluto parlare di altro, avrei voluto parlare delle tante cose che stiamo facendo per il Covid, avrei voluto concentrarmi un attimo su quello che deve essere il futuro del nostro paese, su cosa dobbiamo fare dopo questa fase 2. E siamo costretti invece a difenderci da queste situazioni. Queste sono le cose gravi. Condiviso persino sul gruppo di Paragone, questa mi fa morire e mi fa anche un po' sorridere, però ti ringrazio Nicola. I tirocinanti sono fermi causa Covid senza percepire compenso e non possono rientrare nel reddito di emergenza. Ciao Salvatore, su questo ti prego mandami una mail, io lo dico sempre a tutti, la mia mail è pubblica, amitrano_a@camera.it. Se mi scrivi, così come abbiamo fatto e stiamo facendo anche degli emendamenti per tutti quelli che percepiscono anche delle altre forme di sostegno minime, vogliamo intervenire anche su questi. E la Sicilia è dimenticata da tutti. Rosetta, mi dispiace tanto. Se mi scrivi in privato cerchiamo di darti una mano, ti do qualche contatto di qualche nostro parlamentare anche siciliano. Penso che c'è bisogno di uscire dall'euro e dall'Europa per una banca pubblica. Allora Silvio, sulla banca pubblica hai aperto tu la parentesi e ti rispondo perché penso sia fondamentale. La banca pubblica e gli investimenti nel nostro programma è una cosa che noi vogliamo fortemente perché aiuterebbe molto in questi momenti. Non è che c'è bisogno di uscire dall'Europa per farlo, però è chiaro che questa Europa così com'è non aiuta molto.
Anthony, tu tocchi un tema fondamentale. Lei dice: dobbiamo fare una rivoluzione per queste bestie, i vecchi politici, non c'è alternativa. Noi abbiamo fatto nel 2018 in questo paese una rivoluzione. Cioè, un gruppo come il nostro, il Movimento 5 Stelle, che nasce dal nulla, nasce dall'incontro di tante persone che avevano la volontà di cambiare questo paese. Io lo ricordo, anzi, voglio mostrare una cosa che porto sempre sulla mia scrivania. Questo è Italia 5 Stelle, il decennale del movimento. Io spero che al più presto potremo organizzare altri eventi di questo genere, perché avrei molto piacere che ci rincontriamo tutti dal vivo e sono sicuro che anche a voi farebbe molto piacere. Però questa immagine è simbolica per me. Sono 10 anni, il movimento è nato 10 anni fa, e in 10 anni noi siamo passati da nulla a governo del paese. E soprattutto considerate una cosa, perché poi uno spesso non ci pensa, no? Ma noi quella rivoluzione, in maniera gentile, spazzando via tutta questa vecchia politica che oggi chiede indietro i soldi dei loro vitalizi, l'abbiamo fatta. Ci sono, e sono entrati con noi, 300 parlamentari, 300 persone che ogni mese noi diamo indietro la metà del nostro stipendio. Loro chiedono indietro i vitalizi. Cioè, rendiamoci conto delle differenze. Noi diamo indietro ogni mese metà dello stipendio. Ragazzi, io vi inviterei a provarla questa cosa, perché tutti dicono, vabbè, ormai è scontato, danno indietro la metà del loro stipendio. Provate a vedere che cosa significherebbe fare un bonifico tutti i mesi e dimezzarsi lo stipendio. Non è facile, ma noi l'abbiamo promesso, lo facciamo tutti i mesi e lo facciamo sempre, da 10 anni, da quando siamo entrati in Parlamento, anzi, perdonatevi, un po' meno purtroppo, se no avremmo potuto dare molti più soldi indietro alla comunità. E mentre noi facciamo questo, questi chiedono i soldi indietro. Cioè quello che noi rinunciamo, con tutto che è il nostro stipendio, che è molto diverso da un vitalizio, loro vogliono indietro il vitalizio. Il vitalizio non è niente. Cioè, chiariamolo una volta e per tutte questo aspetto. Lo stipendio è funzione di un lavoro. Il vitalizio che cos'è? Non è una pensione, perché chiaramente se no si chiamerebbe pensione. Non è uno stipendio perché non stai lavorando. Esattamente non si sa neanche che cosa sia. Io lo definisco privilegio. Ed è per questo che noi l'abbiamo abolito. E oggi questo è quello che succede. Quindi ho voluto approfittare di quanto aveva scritto Anthony in questo momento su una rivoluzione, perché di fatto noi questa rivoluzione l'abbiamo fatta. L'abbiamo già realizzata. Questo era un elemento secondo me importante. Ciao Susi. Ivo, io con le lire era meglio. Allora, io sono molto giovane, questo penso che voi... Scusate se guardo l'orologio, però a breve siamo di nuovo in aula. Questo voi lo sapete. Io sono molto molto giovane, la lira l'ho usata, ne ho un ricordo anche di grande fascino. Non è che io penso che l'Europa sia tutta da buttare via. Comunque avere un'Unione Europea ha degli enormi vantaggi sotto tanti aspetti. Il problema è che l'Unione Europea deve essere un'unione di popoli e di persone, non può essere un'unione di banche e di interessi di pochi. Questo è il principio fondamentale. Allora è chiaro che noi, e questo, vedete, questa è un'altra di quelle cose che nessuno racconta, che prima non era così e che oggi già sta cambiando. Ma voi ve lo ricordate quando Monti andava in Europa a dire torno a casa a fare i compitini? Oggi il Conte va in Europa e si impone per avere supporto in questa fase. Sta cambiando anche questo. È chiaro che dobbiamo essere molto più veloci, ma sarà fondamentale farlo. Grazie Nicola, io penso che ogni volta che noi promettiamo qualcosa bisogna realizzarla. Noi con i nostri 2000 euro, a differenza di questa gente che vuole più soldi di vitalizi, chiariamolo sempre, perché io sono pagato, lavoro tutti i giorni,
per dare una mano all'Italia e ai cittadini italiani. Questa gente sta a casa e prende soldi. Questo è un elemento fondamentale. Noi li diamo indietro, aiutiamo migliaia di imprese, abbiamo aiutato la protezione civile in questa fase di Covid, abbiamo fatto donazioni, aiutando tantissime realtà, abbiamo regalato mascherine agli ospedali, dispositivi di protezione per le imprese e per i cittadini. Abbiamo veramente fatto tantissimo. Non sono cose da poco e nessun partito lo fa. Cioè, sottolineiamole queste cose. Nessun partito dà indietro i propri soldi. Gli altri parlamentari li danno al partito i soldi. Noi li diamo alla gente, alle persone. Questi sono gli elementi di differenza importanti. Vedo poi Domenico che scrive giustamente 45 anni di contributi, 980 euro al mese. Un giorno in Parlamento, 2000 euro. Cioè, noi questo stiamo parlando. Queste persone sono... Allora a me questo fa arrabbiare. Accontentatevi del ricalcolo contributivo, come tutti i cittadini italiani. Mandare una diffida, un atto intimidatorio verso un parlamentare, al di là della gravità dell'atto intimidatorio, questa non è una cosa normale. Non lo sarebbe in nessun altro paese. Io leggo qualche altro commento, poi mi sa che il tempo non è dalla nostra parte oggi, però cerco di ricollegarmi al più presto perché oggi volevo informarvi di questa cosa che è gravissima e spero con tutto il cuore che insieme la diffondiamo, la facciamo sapere a tutti con i dati esatti, in modo tale che quante più persone possano vederla, saperla e quindi informarsi in maniera appropriata. E poi nelle prossime dirette ci concentriamo un po' di più invece sulle attività importanti, quelle che riguardano il Covid, quelle che riguardano domani mattina, quelle che riguardano la gente che deve andare al lavoro, la gente che ha perso il lavoro, il decreto sulla liquidità. Queste sono le cose importanti. Questa è carta straccia, però è assurda, è follia. Quindi andava assolutamente raccontato. E vedo sì che arrivano ancora tanti commenti. Dobbiamo fare qualcosa per quei parassiti. Anthony, sì. Qua c'è... Voi sapete, io sono entrato nell'ufficio di presidenza nel 2018. L'ufficio di presidenza della Camera è una sorta di CDA, cioè riesce un po' ad amministrare tutta quella che è la gestione di Palazzo Montecitorio. Noi in 2 anni abbiamo efficientato le nostre spese del 20%, cioè significa ridurre le spese del 20%. Non è una cosa facile. È come se nell'amministrazione di casa voi andate a vedere un po', spendo per le bollette della luce, spendo per il fitto di casa, spendo per andare a mangiare, spendo perché compro un paio di scarpe nuove e riuscite a ridurre le spese del 20%. Noi l'abbiamo fatto qui alla Camera. Oggi la Camera costa il 20% in meno. Ma questa gente, se mai dovesse passare una cosa del genere, perché qualche giudice, qualche ricorso gli dia ragione a queste persone, sono milioni di euro di spese che andrebbero in vitalizi. Cioè, io voglio che voi lo sappiate, che siate informati in maniera corretta di questa cosa. Vedo tanti altri commenti, però non ho capito. Ah no, c'è una risposta che Fabio aveva dato ad Andrea, vedi tanta TV. No, pensavo io perché personalmente la TV non la seguo, giusto perché si sappia, la TV nella mia stanza sembra quasi un soprammobile per mettere le giacche. Non mi fido molto della televisione, preferisco leggere gli atti documentali, vi invito a fare lo stesso, sono tutti pubblici. Il sito della Camera potete vedere tutto, tutta la mia attività, tutti gli atti che ho preparato, tutti gli emendamenti, tutti gli ordini del giorno approvati, tutto quello che ho fatto. Ci sono i documenti, cioè cose vere, non fantasie, battute tagliate, cose vere. Quindi io mi affido più a questo, poi ognuno chiaramente è libero di fare come vuole. Bene, io vi devo salutare perché veramente manca poco, noi torniamo in aula, questo è alla faccia di chi? Il Parlamento è chiuso,
e lo ha occupato per una notte per fare la festa. Se volete sapere nome e cognome, è Lega Nord, è Matteo Salvini, cioè persone che hanno detto che il Parlamento nel Covid non lavorava. Io sono in diretta nel Parlamento italiano, stiamo lavorando. Hanno occupato, e questo fa ridere, cioè è pazzesco, hanno occupato l'aula di Montecitorio 3 ore perché era il compleanno di un loro collega e hanno festeggiato il compleanno dentro l'aula. Cioè questo è il livello, rendiamoci conto. Per oggi vi dovevo assolutamente aggiornare sui vitalizi, era un elemento fondamentale e spero che avete capito che cosa sta succedendo e che da domani lo facciamo sapere un po' a tutti quanti, perché secondo me è folle, semplicemente folle, non si può definire diversamente. Ma poi sta cosa perché la dice a noi? Beh, la dico a voi perché se noi abbiamo tagliato i vitalizi, a chi dovrei avvisare che stanno facendo un ricorso e mandano delle diffide? Penso sia giusto avvisare voi, cittadini, che mi pagate lo stipendio, mi avete pagato per tagliare i vitalizi, io l'ho fatto, e te eccoti qua che ti citano in giudizio e quindi che ti diffidano. Io voglio informarvi di quello che succede, penso sia giusto. Penso che se tutti noi siamo informati è diverso, è molto più importante. E ci tenevo quindi che sapeste che oggi la mia posta ha ricevuto questa assurda notizia. Io vi saluto, vi ringrazio a tutti per essere stati collegati. Io spero non tanto, sai Francesco, che semplicemente gli italiani appoggino, cioè io sono convinto che sì, è fondamentale in questa fase per noi che siamo in Parlamento avere il vostro appoggio, avere il vostro supporto e avere anche da parte vostra segnalazioni e consigli delle cose che possiamo migliorare. Io non sono uno di quelli che dice ci penso io, risolvo. No, io voglio che collaboriamo insieme, che lavoriamo insieme su dei temi, su delle cose che possiamo portare a casa per risolvere problemi. Ma veramente per risolvere problemi. E quindi è fondamentale poter avere un'interlocuzione. Questo è fare squadra, è fare gruppo. Questo dobbiamo imparare a fare. Esatto, bravo, Ivo l'ha detto praticamente nel commento, lavorare insieme. È questo che è importante. Al signore gli facciamo un disegnino. Sì, sicuramente, probabilmente sarà opportuno. Io vi ringrazio di nuovo, un saluto a tutti, grazie per essere stati collegati e mi raccomando, facciamo sapere lo schifo che sta succedendo. Ciao a tutti, vado in aula, torno al lavoro. Ci aggiorniamo più tardi.